Perché questo è un settore strategico, perché è un'azienda di altissimo impatto occupazionale per il nome e per la storia che ha, e perché si sta generando un buon dibattito che non è quello politico delle schermaglie, ma è quello invece che si sta evidenziando sul territorio. Si sta discutendo su come rendere più competitive le nostre aziende attraverso la competitività dei territori e anche la partecipazione, forse soprattutto la partecipazione dei lavoratori. Oggi c'è un tavolo, un gruppo di lavoro, tra cui alcune persone che collaborano con noi, con la Regione del Veneto, dando del tutto gratuitamente la loro intelligenza, la loro esperienza, proprio per ragionare su come affrontare il tema della competitività globale a partire dai nostri territori. Qualche buon esempio l'abbiamo già avuto, io credo che Idea Standard fu il primo, anticipando addirittura questo ragionamento. Electrolux deve diventare il grande caso di scuola. Quindi significa abbattimento del costo del lavoro non attraverso la norma, ma attraverso le rinunce ad alcuni diritti in cambio di una maggiore partecipazione dei lavoratori. Vuol dire fare in modo che l'azienda possa avere alcune agevolazioni che possono valere per esempio sulla defiscalizzazione legata alla occupazione, quindi al mantenimento dei lavoratori. Vuol dire contratti di solidarietà, che significa non licenziare, lavorare un po' meno, percepire anche un po' meno, ma a lavorare tutti e quindi mantenere il livello occupazionale molto alto. Il che significa anche mettere le pubbliche amministrazioni, cioè noi, nelle condizioni di aiutare, essere favorevoli all'impresa. Questo vuol dire anche accelerare i processi e dare le risposte nei tempi dovuti. Sì, io credo che oggi il grande dibattito sia che lo stato sociale che abbiamo avuto fino ad oggi, cioè un diritto straordinario, deve essere rivisto, ma non per rinunciare a diritti, ma per avere maggiori diritti nel futuro, perché oggi gli ammortizzatori sociali di fatto sono una spesa a perdere, sostengono il reddito ma obbligano alla inattività al lavoratore e nello stesso tempo l'azienda continua a costare molto tutto. E se utilizzassimo gli ammortizzatori sociali per esempio per incidere sul cuneo fiscale del lavoro per quell'azienda che li utilizza in un certo modo, quindi con paletti molto ben definiti, credo che oggi il dibattito debba anche tradursi in risposte e quelle risorse, tante degli ammortizzatori sociali, sarebbero meglio spese se servissero ad abbattere il costo del lavoro.